Sì, buongiorno, oggi mi faccio un bel ruoto al forno, non lo so dalle vostre parti come si chiama, ma a Napoli si chiama un ruoto forno e chiama impazzì. Per il ruoto io ho preso la pirofila, questa qua di vetro, ma voi potete usare il ruoto perché mia nonna faceva un ruoto così, perciò si chiama ruoto al forno. Patate e cipolla, piselli e olio, con tutto cuocio, abbondata. Ale, cioè assai. Salsicce, questa è la corazza, che è il muscolo, e le tracciolelle di maiale. Adesso allungate l'acqua e mischiate tutto cose insieme. Mettete la carne sotto e patata a coppa. Piace, ci mettete anche qualche pomodorino, se non vi piace non ce lo mettete. A me mi piace un po' macchiato. Io lo copro con un coperchio e lo metto in forno. Ecco qua, un paio d'ore, 2-3 ore alla massima temperatura. Mi raccomando, ogni tanto dietro da un occhio. Ecco qua ragazzi, siamo pronti, il ruoto al forno, l'ho tolto dal ruoto e l'ho messo nella tiana, vedete? Guardate come è venuto bene, la crema, guardate. Ecco qua ragazzi, siamo pronti. E guarda i puppini, la salsiccia, il ruoto al forno. E che facciamo con una casca di parmigiano, un po' di pepe, metto luce nella sadiana, vedi? Sente qua, sente? E che profumo. Ecco qua ragazzi, siamo pronti, eh? Guardate qua che squisitezza. Ecco qua, vedi? Guarda che bellezza. Ecco qua ragazzi, un altro po' di formaggio e noi ci andiamo a fare questo bello piattiere. E mo' buona giornata a tutti quanti e buona domenica.